Sì, un concerto che segna una ripartenza e il suo primo concerto in tutta la sua vita praticamente, quindi questo è proprio un grande giorno, di gioia proprio. Noi siamo fans proprio accanite di Elisa, la grande Elisa, non Elisa, la grande Elisa, ricordiamocelo. Arriva alla spicciolata il pubblico di Elisa per assistere all'esibizione di Piazza Primo Maggio a Udine. Percorsi delineati, misurazione della temperatura, gel e mascherine, oltre ai normali controlli di sicurezza per il doppio concerto in piazza. Infatti, in considerazione della proroga dello stato di emergenza, il concerto di Elisa, ultima data del suo tour previsto per oggi, era stato rimodulato in 2 diverse esibizioni, alle 15 e alle 18:30. Un centinaio di persone, tra addetti alla sicurezza, hostess e organizzazione, hanno garantito il corretto svolgimento dell'evento, curato nei minimi dettagli, segno questo che le manifestazioni in sicurezza si possono svolgere. Una ripartenza e non è da tutti. Elisa è una grande, solo lei. Le prime 1000 persone hanno goduto dell'arrivo di Elisa che, vestita di bianco e con un sorriso smagliante, si è presentata sul palco sulle note di Eppure sentire. Uno degli ultimi concerti all'aperto di questa stagione, che ha messo in difficoltà l'intero comparto degli spettacoli dal vivo, ha un sapore decisamente simbolico. Elisa devolverà all'intero compenso la sua band, così come ha fatto per tutte le esibizioni del tour estivo.